E adesso con l'obbligo di indossare la mascherina di sera, non sappiamo perché no, anche di giorno, bisognerà far rispettare l'ordinanza, applicando le sanzioni in caso di inosservanza. Bisognerà essere presenti, insomma, attraverso le forze dell'ordine che devono vigilare i luoghi della movida, perché i giovani comprendano che si sta facendo sul serio e occorre la massima responsabilità da parte di ognuno. Dimostrare il pugno duro è forse quello che finalmente serve. Ieri dalle parti del Lido Agrigentino di San Leone si è vista una pattuglia della polizia locale intenta a controllare il traffico a pochi metri da un esercizio commerciale affollato di clienti. Gli agenti se ne saranno accorti dell'assembramento? Ci sarebbe tanto da rivedere e sarebbe stato opportuno farlo vietando, ad esempio, che i giovani si recassero in vacanza nei paesi a rischio. Invece tutto è stato possibile. Il ministro della Salute sotto questo aspetto è sembrato del tutto assente, così come i consulenti del governo con i loro saggi consigli scomparsi dopo aver bombardato la mente degli italiani tutte le sere.